A Cordoba, tra la folla di turisti notiamo la torre dell'Alminar ed entrando dalla Puerta del Perdón accediamo al patio de los Naranjos, un cortile arabo per le abluzioni immerso tra alberi d'arancio e fontane, antistante la mesquita, ovvero la moschea cattedrale di Cordoba, uno degli esempi più grandiosi di architettura musulmana al mondo. Questo è uno dei motivi per cui la moschea, insieme al centro storico di Cordoba, è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il patio de los Naranjos è collegato alla moschea e circondato da mura e dal campanile. Il patio è il luogo in cui i musulmani si lavavano come parte del loro rituale di purificazione prima di entrare nella mesquita. La Puerta del Perdón. La Porta dello Spirito Santo. La Porta di San Ildefonso. La Puerta de la Grada Redonda. La Puerta de las Palmas. La Porta di San Giuseppe. La Porta di San Giovanni. La Puerta de San Miguel. La Puerta de San Nicolás. La Puerta de Santa Catalina. La Virgen de los Faroles. L'enorme complesso ha le dimensioni di 4 campi da calcio. Il suo tetto è sorretto da una serie di archi doppi composti dagli iconici mattoni bianchi e rossi alternati. Questi archi sono sostenuti da 856 colonne romane modellate con pietre preziose come diaspro, onice, marmo, granito e porfido. È un sito che ci ha, letteralmente, tolto il fiato. Le colonne della moschea sostengono i famosi archi alternati in mattoni bianchi e rossi che si dice siano stati ispirati dalla cupola della roccia di Gerusalemme. Gli archi sono doppi, il che all'epoca era un'innovazione edilizia che permetteva di costruire soffitti più alti. Vedendo queste colonne infinite, un poeta musulmano in visita una volta descrisse la mesquita come se avesse innumerevoli pilastri come file di palme nelle oasi della Siria. L'altare nella cappella maggiore. Il pulpito del Vangelo. Il pulpito dell'Epistola. Sepoltura del vescovo Mardones. Scultura dell'Apostolo Santiago. Sepolcro di Enrico di Castiglia. Cappella di San Bernabé. La cappella dell'Angelo Custode. La cappella della Presentazione di Maria e San Rocco. La cappella di Gesù, Maria e Giuseppe. La cappella di San Tommaso. Volta del coro del 1597, opera di Praves, simile a quella di Valladolid, ma con un grande carico decorativo di stucchi. Tra il 1742 e il 1758, il coro fu realizzato in legno currigueresco, con un grande carico decorativo.
La cappella di San Pelagio. La cappella del Santo Nome di Gesù. Altare di Sant'Elena e Santa Cecilia. Altare di Nostra Signora della Concezione. Altare di San Cristobal. Altare di Santa Barbara. Altare di Nostra Signora del Pilare. Altare della Vergine della O. Altare di San Filippo e Santiago. Altare delle teste di San Pietro e San Paolo. Altare dell'Incarnazione. Altare del Santo Cristo della Punta. Altare di Santa Marta. Altare di Santa Maria e l'Azzule dell'Angelo Custode. Altare di San Isidoro, San Leandro e San Ignacio. La cupola del Lucernario. Il mihrab si trova sul muro della Qibla, ovvero il muro rivolto verso la direzione della Mecca. La sua funzione principale è quella di indicare la direzione della preghiera per i musulmani. La cappella di Sant'Ambrogio. La cappella di San Agustin e Santa Eulalia de Merida. La cappella della Madonna della Neve e di San Vincenzo Martire. La cappella dei Santi Simone e Giuda. La cappella della Concezione. La cappella di Sant'Antonio Abate. La cappella della Santissima Trinità. La cappella di San Acacio. La cappella di San Miguel. Beato Cristobal de Santa Catalina. La Santa Cena di Pablo de Céspedes. La cappella di Sant'Antonio da Padova. La cappella di San Marco, Sant'Anna e San Giovanni Battista. La cappella di San Matteo e Concezione Pura di Nostra Signora. La cappella di Santa Marina, San Mattias e il Battistero. La cappella di San Nicola di Bari. La cappella di Nostra Signora della O. La cappella dello Spirito Santo. La cappella dell'Antica Concezione. La cappella di San Giuseppe. La cappella della Natività di Nostra Signora. La cappella di Santa Maria Magdalena e dell'Assunzione di Nostra Signora. La cappella di Santo Stefano e San Bartolomeo. La tomba di Luis de Góngora e Argote. La cappella di San Juan de Avila. La cappella di Santa Teresa e il Tesoro. L'ostensorio processionale della Cattedrale di Cordova.
La croce processionale del vescovo Fray Diego Mardones. Il sepolcro del cardinale Pedro de Salazar. La cappella di Santa Ines. La cappella del Tabernacolo. La cappella di Nostra Signora di Antigua. Tela di Vicente Carduco raffigurante Sant'Eulogio. La cappella delle Beate del Purgatorio. Sepolcro dell'Inca Garcilaso de la Vega. La cappella di San Miguel. La cappella del Santo Cristo della Cattività. La cappella dell'Epifania. La cappella di Santa Francisca Romana e Santa Ursula. La cappella di Santa Maria Maddalena. La cappella del Rosario. La cappella del Santo Sepolcro. La cappella di Villa Viciosa. La cappella reale. Re Ferdinando III, il Santo. La cappella della Conversione di San Paolo.
vista del ponte romano. Una volta usciti dalla meravigliosa moschea, ci addentriamo nei vicoli della Juderia, un intreccio di vie contorte e bianche con patio fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni. Attraversiamo la Plaza de las Tendillas. E dopo la Torre de San Juan, ci imbattiamo nella Calleia dell'Indiano. Fantastico! Nel rientrare, passiamo dalla Puerta de Almodóvar, con la statua del Seneca. L'antica sinagoga ebraica. Con i bagni del Califfo. L'Alcázar de los Reyes Cristianos è all'interno dell'area dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità dal 1994. L'Alcázar è un monumento che rappresenta, come nessun altro, tutte le culture e civiltà che sono passate per Córdoba a partire dal I secolo d.C. fino ad oggi, poiché accumula al suo interno vestigia che appartengono a tutte queste epoche per più di 2000 anni. La statua dei re cattolici e di Cristoforo Colombo nei giardini dell'Alcázar. La sala capitolare. Il salone dei mosaici. Le scuderie reali. Riprendiamo il cammino per la Plaza de la Corredera. E dalla Torre della Calahorra. Ammiriamo i grandi mulini arabi. Proseguendo, nel cuore della città, ci imbattiamo nella chiesa di San Francisco, dichiarata sito di interesse culturale nella categoria monumento il 24 marzo 1982. Il Real Convento de San Pablo. Ed infine, visitiamo la Iglesia de los Dolores. Il Cristo de los Faroles. La Torre de la Manmuerta. E l'antiguo convento della Merced.